La federazione nasce nel 1900 come Federazione Nazionale delle Società di Mutuo Soccorso, quindi abbiamo una storia pluricentenaria, rappresentiamo le società di mutuo soccorso presenti nel nostro paese che sono oltre 1400, di queste società di mutuo soccorso 500 circa sono aderenti alla nostra federazione. La mutualità, rappresentata appunto come soggetto dalle società di mutuo soccorso, è impegnata da alcuni anni a questa parte a sostenere, a integrare il Servizio Sanitario Nazionale e i bisogni delle famiglie che sono cresciuti negli ultimi tempi a causa della crisi economica e finanziaria nei loro bisogni nuovi e vecchi attraverso un'azione coordinata a rete che vede come in collaborazione anche altri soggetti del mondo del non profit e il volontariato, i soggetti del terzo settore e anche per esempio le cooperative sociali negli ambiti assistenziali e della continuità per le famiglie, per la continuità assistenziale. E quindi la nostra realtà cresce di anno in anno e si è sentita in dovere di organizzare una volta all'anno, un giorno all'anno, una manifestazione nazionale quale quella definita la Giornata Nazionale della Mutualità per comunicare il proprio operato, per rappresentare la propria azione, la propria progettualità, ferma restando diciamo, la storia, i valori del passato, ma calati nel contesto attuale e nei bisogni futuri della nostra cittadinanza. Ci siamo dati questo codice identitario scaturito proprio dalla volontà di chiarire esattamente chi siamo, che cosa vogliamo e che cosa facciamo. Perché? Perché dopo tanti anni era un po' svilita la nostra situazione. Adesso con le leggi in ordine, con una certezza di intenti che abbiamo guadagnato, conoscendoci sempre meglio a livello nazionale, vogliamo veramente recuperare questa nostra eredità, questa tradizione e farla moderna. Sul territorio, lo diremo domani molto chiaramente, noi partiamo dal nucleo più importante, principale, che è la famiglia, e da lì man mano arriviamo fino alle istituzioni più alte. Ecco perché abbiamo scelto il Consiglio regionale e ecco perché sicuramente a breve ritorneremo a Venezia per parlare di una legge regionale veneta, simile a altre leggi che altre regioni hanno già condiviso, per fare forte, unito e impegnato questo nostro movimento.